Gino Albaldo arriva, scende dalla macchina, pronuncia solo poche parole: ho preso tante botte. Quelle che l'hanno fatto finire all'ospedale dopo la rapina subita in casa da lui, 86 anni, e dalla moglie Maria Boraldo, che di anni ne ha 81. Sono le 8 di sera, via Bianchi a Mogliano. Suonano al campanello, la porta è lontana dal cancello, gli anziani non sospettano nulla di male e aprono. Ma nell'abitazione fanno irruzione in 4, volti travisati, 2 impugnano una pistola. Li fanno sedere a forza sul divano, a Maria strappano la collanina d'oro dal collo, frugano dappertutto senza trovare altro. Prima di andarsene afferrano i cellulari dei 2 pensionati ritrovati a un centinaio di metri lungo la stradina sterrata. I carabinieri della stazione, che indagano insieme ai colleghi del NOR, li recuperano e li portano in caserma così da verificare eventuali impronte. Rapina dalla dinamica del tutto simile a quella messa a segno 3 settimane fa nella villa della famiglia Colombo a Selvana, non fosse che in quel caso i banditi si esprimevano con un accento dell'est. Questi sarebbero invece italiani e nella zona non nuova ai furti c'è sconcerto. Ho sentito l'ambulanza, però non ho visto i carabinieri. Dopo mia sorella mi ha detto che c'erano anche le auto dei carabinieri, non so. Li conosco perché andavo a passeggiare con il cane, insomma scambiavo sempre 2 parole, poi lui era apicoltore, io avevo un negozio di apicoltura, sì che ci conosciamo da tanto tempo. Mi dispiace proprio, guarda, non so. Mi dispiace, tra mesi sono venuti 2 o 3 volte. Una volta mi hanno portato via l'auto dentro qua e l'ho trovata a Mogliano. Io sono anziana, sì che sto attenta, ho i cani e chiudo tutto e sto attenta, è l'unica cosa. Le luci fuori, è un brutto vivere purtroppo.